Ben trovati e naturalmente buon anno. Recentemente il Fatto Quotidiano ha pubblicato alcune intercettazioni telefoniche su un'indagine della Procura di Reggio Calabria chiamata Breakfast e condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia. Tra le persone intercettate dalla DIA c'è Isabella Vottino. Per la stragrande maggioranza la figura della 37enne Isabella Vottino, nata in provincia di Benevento, non dice nulla, ma invece è un personaggio che conta moltissimo dietro le quinte del potere. È stata per quasi 10 anni la portavoce di Maroni, sia quando era ministro dell'Interno, sia quando era segretario della Lega Nord. Ma non era una semplice portavoce, era molto di più. Alla sua porta bussavano per chiedere favori molto importanti personaggi della casta padrona. Ecco un esempio. Dopo essere subentrato a Bossi come segretario della Lega Nord, Maroni alle elezioni regionali del 2013 era intenzionato andare al voto sia appunto da solo, sia alle regionali e anche alle politiche nazionali. Ed in questo frangente che troviamo la Vottino gestire la partita decisiva per cercare un accordo tra Berlusconi e Maroni. Le intercettazioni rivelano il suo ruolo determinante affinché l'accordo per le elezioni del 2013 tra Lega Nord e PDL si realizzasse. Berlusconi in quel periodo era letteralmente terrorizzato. Le sentenze per frode fiscale, per il processo Ruby, per le intercettazioni su Fassino nel caso Unipol, per la corruzione dei senatori a Napoli si stavano avvicinando pericolosamente. Maroni lo sa, e il 5 novembre 2012 al telefono con la Vottino detta le sue condizioni a Berlusconi in cambio della presidenza in Lombardia. Se si fa l'operazione Lombardia con l'accordo Lega-PDL, noi gli diamo una mano anche sulle sue questioni personali. Ci siamo intesi? Ma diversi dirigenti leghisti di primo piano davano Berlusconi ormai spacciato, non volevano questo accordo, mentre il condannato di Arcore continuava insistentemente a cercare l'alleanza con la Lega e di essere pure il leader di quel centrodestra. Tanto che in una chiamata alla Vottino del 30 dicembre 2012 si sfoga. Andiamo malissimo, chiedere a me di non essere il Presidente del Consiglio. Se vinciamo, io ho sempre detto che non faccio il Presidente del Consiglio, ma non lo posso dire alla gente, e se vinciamo io pretendo che mi nominino a Presidente della Repubblica, dove non starò 7 anni, starò 3 mesi, non ne ho nessuna voglia, ma almeno concludiamo una carriera che per quel che mi riguarda. Poi sempre con la Vottino tuona e minaccia di usare la clava mediatica. Poi Isabella, scusa, ma noi abbiamo contro di noi le dichiarazioni di questo ubriaco di Salvini, cioè tieni presente che se non si fa l'accordo lui, Maroni, è finito, perché è chiaro che noi scaricheremo contro di lui la nostra forza critica con i nostri giornali, ma io sono disperato, non penso di fare queste cose. La Vottino cerca di calmarlo e usa termini perentori. Sono intervenute delle novità nel frattempo, come la discesa in campo di Monti con un suo partito. Ma te, poiché lo sai benissimo che non vinci le elezioni, che cazzo te ne frega pure a te di fare il Premier? Quello che dico io, manda avanti Angelino Alfano, come ti aveva chiesto lui. Berlusconi risponde: scusami, se la gente non pensa che il Premier sarò io, perdo più dei voti che mi porta la Lega, perché siamo andati su di 10 punti in 15 giorni senza mai avere il prime time. Il Premier non lo farò mai e ribadisce: se vinciamo pretendo di essere io il Presidente della Repubblica per 3 mesi, e ribadisce per 3 mesi. Oggi sembra assurdo pensare questo, ma se, come scrive sempre il Fatto Quotidiano, un partitino dello 05 come il Centro Democratico di Tabacci alle elezioni politiche del 2013, anziché collocarsi a sinistra, si fosse posizionato a destra, il centrodestra avrebbe vinto le elezioni e con il premio di maggioranza il delinquente di Arcore avrebbe davvero potuto diventare Presidente della Repubblica. Un incubo. Maroni, parlando sempre con la Vottino, chiede comunque solo una dichiarazione di Berlusconi per fare l'accordo. Lui non vuole dirlo che lui non è il candidato premio, perché è una cosa sua personale, psicologica. No, non c'entrano un cazzo i sondaggi e queste cose qua. A me infatti ha detto: ah, tu vuoi mettermi in soffitta come Bossi? Ma vaffanculo, gli ho detto, sei il capo della coalizione, minchia! Ecco come maturò l'accordo per le elezioni regionali e per le politiche del 2013 tra la Lega Nord e il PDL. Naturalmente al popolino elettori hanno raccontato la favola che Maroni e Berlusconi si sono alleati perché hanno costruito un programma elettorale condiviso. E senza voler fare il mago accetto scommesse. Vedrete che alla fine, dopo qualche schermaglia sui media per imbrogliare meglio i più sempliciotti, anche le prossime elezioni amministrative delle grandi città, Salvini e Berlusconi troveranno un accordo, vedendolo come il risultato di un percorso che ha portato ad un programma elettorale comune. Ma tutto questo, come si è visto, è solo una presa in giro per i gonzi.
Per questa sera il mio tempo è finito. Nella prossima isola, faccio un trailer, ci sarà un'altra puntata su altre retroscene emersi con le intercettazioni sempre della Votino, che fanno rabbrividire, come quello che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. A giovedì prossimo. Risultato di un percorso che ha portato ad un programma elettorale comune, ma tutto questo, come si è visto, è solo una presa in giro per i gonzi. Per questa sera il mio tempo è finito. Nella prossima isola, faccio un trailer, ci sarà un'altra puntata su altre retroscene emersi con le intercettazioni sempre della Votino, che fanno rabbrividire, come quello che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. A giovedì prossimo.